Lo cercano ovunque, lo inseguono ormai da giorni e giorni, ma Igor, pluriomicida, sembra introvabile. Un camaleonte capace di mimetizzarsi e di nascondersi. Ormai da una decina di giorni tutte le forze dell'ordine sono in allerta. Sono numerose le segnalazioni di avvistamento del serbo in terra veneziana. Cittadini che potrebbero averlo visto o che pensano di averlo riconosciuto. Da Caorle a San Stino, da Chioggia a Portogruaro, il centralino delle forze dell'ordine nelle ultime ore ha squillato parecchie volte. I vigili a San Donà ci mostrano la fotosegnaletica di Igor appesa e visibile. Avevamo avuto segnalazioni già 10 giorni fa dai colleghi del comando di Venezia che ci hanno mandato anche la fotosegnaletica, però fino a questo momento segnalazioni particolari qui da noi non ne abbiamo mai avute. Comunque insomma la guardia rimane alta, è una persona pericolosa, altamente pericolosa, quindi insomma anche voi rimanete comunque in allerta. Sì, rimaniamo in allerta. La certezza è che centinaia fra carabinieri e polizia sono sulle tracce di Igor. Certo è che fra la gente rimane alta la preoccupazione. La preoccupazione presumo ci sia anche perché i fatti sono avvenuti a poco più di 100 km da noi e oltretutto questa persona, essendo così croato-sloveno, è chiaro che se tenta di rientrare in patria per forza di cose deve passare più o meno da queste parti. Speriamo lo prendano presto, dice una signora, una persona come questa non ha nulla da perdere. Indubbiamente non è facile neanche trovarlo, visto che si sa nascondere molto bene, addestrato ed è sì, una persona che non ha certo scrupoli nel farsi strada o avrà sicuramente qualcuno che lo aiuta. C'è molta paura, questo sì. Sta girando qua, ecco, avrei paura soprattutto come mamma nei riguardi delle ragazze giovani. C'è paura? Sì, sì, sempre di più. Quello lì adesso si sta divertendo perché sta prendendo in giro tutti. È furbissimo e conosce tutte le tecniche. Ogni segnalazione che arriva ai centralini viene comunque presa in considerazione e valutata attentamente per non sottovalutare nulla. La caccia all'uomo continua.